Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta involtini di melanzane alla norma. Ingredienti per 4 persone: 300 g di spaghetti, 350 g di passata di pomodoro, una melanzana, una mozzarella, basilico quanto basta, olio di semi per frittura, sale, pepe e uno spicchio di aglio. Per prima cosa prendiamo la nostra melanzana turca, la tagliamo a fette e la friggeremo in olio extravergine d'oliva fino a quando la duratura sarà perfetta. Appena cotte, metterle in un piatto con della carta assorbente. A questo punto saliamo la nostra pasta e aggiungiamo lo spaghetto. Schiacciamo uno spicchio di aglio e mettiamolo in padella con un filo di olio, facendolo rosolare per bene. Appena il nostro aglio inizia a scoppiettare, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro e facciamo cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Nel contempo che il nostro pomodoro e la nostra pasta cuoce, tagliamo la nostra mozzarella a piccoli tocchetti. Questa la inseriremo noi all'interno della nostra fetta di melanzana insieme agli spaghetti, in modo da farli sembrare più gustosi e nel contempo anche filanti. Aggiungiamo anche qualche piccola fogliolina di basilico. Appena la nostra pasta è cotta, aggiungiamola all'interno della nostra salsa e la manteghiamo per bene. Dopodiché la facciamo raffreddare e inizieremo a farcire le nostre melanzane. Adesso facciamo le nostre melanzane posizionando al centro i nostri spaghetti. Aggiungeremo infine la nostra mozzarella con del basilico. Metteremo al centro e poi pian piano avvolgeremo il tutto e li posizioneremo all'interno di una teglietta da forno e inforneremo il tutto a 180 gradi per 4-5 minuti. Adesso procediamo all'impiattamento. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro che abbiamo riservato da parte antecedentemente. Aggiungiamo i nostri involtini di melanzana che abbiamo gratinato in forno. Aggiungiamo un altro po' di salsa pomodoro sopra i nostri involtini. Aggiungiamo delle scagliette a nostro piacimento di ricotta salata e completiamo infine con una foglia di basilico fresca. Il piatto è servito.